Buongiorno a tutti, questi TV, il fenomeno di oggi di duoso del su mese di Vreaglio, due missa e 26. Bene, scusate la gula, ma è legai, perché non ti segno, il regalo passato. Bene, io mi detto come ti si presenta Sadia e spero che non va per problemi di audio o di altro, a chi ti mischile, insomma, e cosa dire, si presenta di voi, popolata, mezzo popolata, insomma, che carichi dritto del Piaitino, però abbiano segni di galo, penso che lo Zaravallo merita che arriva da uno pacco posa tardo. Ecco qua una stella fotografia che in un campo pure appena sul largo, quindi viene sul sarto, che si vede in in pala sempre sul sole, in Santo Ioanne e così via, insomma che non che si vede un canteggio si vede e andiamo da innanzi direte a interrogare lo Zaravallo non narra chi viene a Sasunni che non vi proete però poi verso mezzodie a sa stress insomma carichi motivo e abba non lo data una murinetta leppia 2 gradi temperatura massima 6 gradi temperatura minima. Bene, vediamo Grasa Martisi, una guttiera, qualche guttio verso a 7 di Manzano, poi sospende, te resta accumulato, viene da Sasunnichi che inizia a mollinare e mantenete questa mollina potete canta sarie, ma come te si vede è belle che potete usare che mantenete questo pispisare zicchitto insomma de aba l'unico grado al massimo e il grado al minimo. Bene, non me lo dai innanzi che non toccamenti sportivo, partita del Tavolley la Lusei 0, 13 Vitivolli, quindi Vitivolli ha vinto la Lusei 13-0. Ecco, ora Vitivolli è prima in classifica, quindi che punto del Tavolley Kit, la diretta concorrente, insomma 2 punti, Navarra a 6 punti, Gonone a 15 punti, Villa Grande a 1 punto, Fonni a 0 punti. Complimenti, brava, complimenti a te. Bene, entriamo diretto il suo giornale, la prima pagina della Nuova Sardegna, gli esperti nella spiaggia a rischio di scomparsa, cominciano a essere con una bella nuova, relativa a Sardegna, dati ISPRA, la metà dei litorali, scusate, nell'isola è in sofferenza. Poi il Consiglio regionale arriva in aula il tema del 41 bis, solo 1000 su 11.000 sono a norma, e stai dando di autovelox, Porto Raffaele, il centro che nacque dalla visita di un conte artista, la storia, l'impresa del nobile che trasformò il volto di Palau. E poi naturalmente amo qualche notizia sportiva, Torres che impresa, Dinamo che forza, due vittorie quindi sa Dinamo ed è sa a Torres. Andiamo da questa pagina, questa adesso nuova Unione Sarda non me la dà mai, no, ma come la devo per forza trasmettere, non veste, ma non ho compreso per quale motivo, che la trasmettiamo, ecco qua un attimo meglio, la clicchiamo, prendo poi te lo siete partita. Magari mette la posta in del testo del loco, come già sta arrivare, eccola qua sta arrivata, prima pagina della Unione Sarda, quando il buio cala sull'isola, blackout che susseguono, elettricità a singhiozzo per migliaia di sardi. Poi cronaca, poliziotti aggrediti a Torino, Meloni è tentato omicidio. Non smette di stupire il Cagliari di Pisacane. Sanità, stallo a Cagliari e Sassari, si dimette il direttore generale. E poi il commento e adesso si balla è relativo
su Cagliari, insomma, ecco, a Cagliari di Pisacane, Volevo Calchiriga, adesso vittorie, cori e numeri da grande club, in un club che ha manovrato nella campagna acquisti estiva come pochi, e cioè si è comportato molto bene, che ha azzeccato almeno 3 clamorose scommesse: Pisacane, Esposito e Gaetano, lì dove si mette e dove si respira una folle, pericolosa, integrante atmosfera di euforia. Ora cosa succede? Solo l'Inter ha vinto più nelle ultime settimane, elemento che costringe il tifoso del Cagliari a stropicciarsi gli occhi, chiedendosi cosa stia succedendo. Quel tifoso, accolto allo stadio in maniera indecente, con i parcheggi che sembrano un lago di melma, animato da una passione indescrivibile, cosa farà? Pioggia, vento, il ciclone Henry, eccetera, eccetera, e così via, si dimanda sui giornalista come è intestato a comportare su tifoso. Andiamo da innanzi, facciamo de attero, ecco qua, e non creiamo la cronaca dei botti da Bittese, che ovviamente è stata sabato, ma è vestita a Como, Bittese 13, botti da 1. La partita dello scontro tra Bomber, Letizia e Meloni si risolve in favore di quest'ultimo, ma anche il Panzer del Bottida esce tra gli applausi. Vantaggio Bittese proprio con Meloni al quinto minuto. La sua rovesciata è deviata da Farris e inganna Furiolo. Il pari arriva con inzuccata vincente di Letizia su cross perfetto di Riccardo Farris col capitano del Bottida, che ha sui piedi altri 2 gol. Ma fortuna e traversa negano il vantaggio ai padroni di casa. La Bittese colpisce nella ripresa, cross d'oro di Pau e Calvisi porta avanti i suoi. Infine Srau di Meloni, prima in un contropiede, sigla il 3-1, poi tenta di replicare una giocata del fenomeno Ronaldo e addirittura doppio triplo passo sul marcatore, ma la palla che si va ad infrangere sul palo. Complimenti a Sabitese, veramente azione di ammentare questa da Sabitese. Andiamo a Lulese Siniscola. Lulese batte il Siniscola, tripletta di Pili, cioè praticamente 6-3. Nota bene, Lulese ha segnato 6 reti, sesto Serra, 11°, 17°, 68° Pili, 15° Sias, 20° Marras, 30° Juan, 40° Cosso, 80° Delegna. Lulese batte il Siniscola, tripletta di Pili. E andiamo a vedere subito come si presenta sa classifica. La classifica si presenta di Goi, Macomer che ha superato il Sopramonte, Forni, Corrasio, Schirese, Sanverese, Bittese 27 punti, Lulese 20 battos. Quindi siamo più o meno a corda spari fissa Lulese, ma anche 3 punti in pruso e a 1 punto dai Oschirese e Sanverese, quindi insomma vamo il gallo di Arziare. Sì, appunto ricchiamo a giocare a questo ritmo. Nuoro, provincia di Nuoro, siamo in Dana della Nuova Sardegna. Domani la conferenza sociosanitaria, all'incontro convocato alla provincia ci saranno Regione, Ares, Areus e sindaci. La provincia di Nuoro ha convocato per domani 3 febbraio l'assemblea plenaria della conferenza territoriale sociosanitaria per evitare un confronto istituzionale di massimo livello sul futuro della sanità nel territorio provinciale. L'incontro si terrà domani mattina, dunque alle 9:45 nella sala Consiglio della provincia. L'assemblea è finalizzata ad analizzare lo stato del sistema sanitario nel nuorese, le principali criticità che interessano servizi,
strutture e personale e a definire in modo condiviso le priorità di intervento. Dicemoci, ecco qua, andiamo da innanzi. Scuola e tagli, regione sulla graticola. Saiu avrebbe potuto salvare qualche istituto, ma non ha fatto nulla. Tensione in tutta la provincia, i sindacati si preparano alla manifestazione di piazza. E vabbè, la città si surriscalda e presso il territorio. Vabbè. Il malumore serpeggia a Nuoro e dintorni per quel dimensionamento che punta ad accorpare autonomie scolastiche e a tratteggiare un nuovo quadro dell'istruzione. Così, se i sindacati annunciano un imminente incontro in provincia e soprattutto una manifestazione di piazza, con tutta probabilità venerdì, l'assessore comunale alla pubblica istruzione Domenico Cabula punta il dito. La responsabilità è del governo Meloni. Pierluigi Saiu, consigliere comunale, provinciale, l'opposizione tira in ballo la governatrice. Se Alessandra Torre volesse, per l'anno scolastico 27-28 potrebbe decidere di accorpare 2 scuole in provincia di Cagliari e ridare l'autonomia al liceo classico o al Polda di Nuoro. Vabbè, poi dimensionare. Sulcis senza corrente, sindaci sul piede di guerra. Accanto parete in quel mancante la corrente metta pool di notte. Pesanti disagi a Carbonia, si ricorre ad un maxi generatore. Sul Gennargentu mute anche le linee telefoniche. Isco questa zona che battono ripetitori in fonni, praticamente tutta la zona di Austisi, Tesinara Taozzai, Nonnisco Ottana, zona che ne telefono. Difficoltà per le imprese del centro Sardegna, l'intervento di Confindustria, blackout elettrici con la neve e imprenditori del centro Sardegna che lamentano continui blackout. Non solo, anche le linee telefoniche in Barbagia rappresentano un problema. Non appena 2 fiocchi di neve arrivano nei centri più alti dell'isola, da Foggia ad Esolo fino a Belvì, spesso accade che i residenti siano costretti a continue interruzioni con problemi di ripercussioni sulle attività produttive. In passato i blackout si sono prolungati per giorni. Di questo hanno discusso il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore De Ida e il numero 1 della Confindustria onorevole Pierpaolo Milia. E vabbè, tanto vi discutono di importanza d'età. Andiamo da innantisi. Allora, guasti, reti vecchie, maltempo. È l'isola dei blackout continui. Nel sud Sardegna ogni utente subisce 105 minuti di interruzione all'anno. Cagliari diventa un caso. Luci spente nelle case e in molte strade. Sanità, caos nomine, via anche il direttore dell'assessorato. Oppo ad un passo dalle dimissioni. Shell verso la direzione generale. Questo Shell, ma inteso nominale, vabbè, adesso perché personaggi importanti. Ancora stallo su Cagliari e Olbia. Le 2 ASL rimaste senza manager si attendono gli esiti delle trattative con i vecchi DG. Archiviata la finanziaria, la maggioranza deve tornare a occuparsi dello stallo nella governance sanitaria e da pochissimo si sta infatti per dimettere il direttore generale dell'assessorato Luciano Oppo. Del ricambio ai vertici dell'assessorato alla sanità se ne parlerà oggi. In 2 aziende, Cagliari e Olbia, manca il DC già da un mese. Il 31 dicembre, dopo la rimozione dei commissari, la giunta ha nominato 8 manager. La
lasciando scoperte SL 1 e 2 e 8 in attesa che il TAR si pronunciasse sul reintegro di Flavio Sensi a Sassari. La sentenza è arrivata e il manager campano ha ripreso servizio. Cagliari e la Gallura restano ancora guidate da un faccente Funzioni e quanto pare dell'un'intrattativa chi so il manager Vezzolo può accontare l'udatro chi lei ha fatto in prepotenza. Attese e incertezze, l'ombra del 41 bis, il procuratore patronaggio, il procuratore che era patronaggio narra tensioni istituzionali sull'arrivo di altri detenuti. Ornano, tribunale del riesame, concreto il rischio di infiltrazioni mafiose. È chiaro che ragazzi, insomma, arriva no, che soldi su 41 bis arriva chi inizia tutto l'apparato della mafia. I primi 92 potrebbero arrivare a Utta già a metà mese, ma è un'ipotesi. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali. La questione dei detenuti al 41 bis destinati alle carceri sarde è risuonata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sabato scorso a Cagliari. A parlare il procuratore generale della Corte d'Appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, che già la scorsa estate aveva lanciato l'allarme sul rischio di infiltrazioni mafiose nell'isola legate al prevedibile trasferimento dei familiari dei detenuti. Patronaggio ha sottolineato le tensioni istituzionali legate all'ipotesi di riservare la massima sicurezza il penitenziario di Nuoro e Sassari, che renderebbe necessario un incremento degli uffici giudiziari e degli organici penitenziari, oltre a mettere sotto pressione la sanità carceraria, già fragile per la carenza di personale medico ed infermieristico specializzato. Appello dai campi, l'acqua delle dighe non vada sprecata. Monteprano al limite, paratie aperte, milioni di metri cubi finiscono a mare. La diga ovviamente il pubblico tanto non potrà mantenere 2 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua scaricati a mare ogni giorno, da quando sul Sulci si è abbattuta l'ondata di maltempo. L'invaso di Monteprano, principale riserva d'acqua del sud-ovest sardo, è al massimo della sua capienza. Eppure gli agricoltori del Sulcis non riescono a sentirsi tranquilli e lanciano un appello. Ogni anno la storia è la stessa. D'inverno si parla di crisi idrica scongiurata, ma poi la fine estate ci sono le restrizioni perché non si trova il modo di conservare questa importante risorsa. Allora, intanto la pioggia non abbandona l'isola, piccola tregua solo oggi, poi un'altra settimana bagnata. Sanità, caos nomine, via anche il direttore dell'assessorato, questo l'abbiamo già adesso, in Nuova Sardegna, comunque in Unione, Oppo ad un passo dalle dimissioni, Shell verso la direzione generale. Andiamo alla Serie A, Sport, allora su Castello este a 28 puntos, 2 puntos su poder su Torino, 15 puntos su poder su Genova e praticamente est in posizione 2 che mi pare che siete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uniche 2 che essa classifica attuale in possibilità di crescita. I dimoschi che è giocata su Cagliari, ecco Roma, Cagliari, Roma qualche problema vi da dare, ma su Cagliari è come è in grado di ingere purchi a Roma. E dimos appunto qualche nova, la bella favola del Cagliari di Fabio Pisacane. Il tecnico subito decisivo all'esordio in Serie A, lunedì la Roma, oggi intanto chiude il mercato, fiato sospeso per Zappa,
Luvumbo e Luperto. Ma vediamo come è andata a finire questa trattativa sportiva. Andiamo da innanzi, le spiagge sarde a rischio tra 24 anni spariranno. Questa non è una bella cosa. Erosione e alluvioni nel Mirino, Platamona, Poeto e Puzzuido. Del Falco, Narata, criticità in almeno 157 litorali. È colpa dell'uomo. Questo è veramente una cosa preoccupante. Il tono di voce dello studioso rimane sempre cauto ed evita l'allarmismo, però le proiezioni parlano chiaro anche a orecchie profane alle nozioni di geologia applicata, stando alle simulazioni su cosa accadrà nel 2050 e nel 2100 ci sono arretramenti significativi. Lo scenario più pessimistico arriva fino a 70-80 metri. Gli arretramenti sono quelli nelle spiagge appunto della zona di questa elencata zona anno dopo anno, cioè il mare delle nostre coste sommerse qualche centimetro di terra, e tra 24 anni comincerà una fase critica sul fronte dell'erosione costiera. Quindi insomma scrivono vamos a essere meno capiti battranno, ma pochi e peste nota essere una cosa meta buona de vivere. Palau è il sogno del conte Neville, la nascita del mito di Porto Raffaele. Il racconto di Paolo Cudoni è che è proprietario dei terreni di Punta Sardegna. Sono la prima persona che l'artista ha incontrato quando è arrivato qui. In effetti Porto Raffaele è un esempio di integrazione e semplificazione chissà ambiente, insomma, cioè veramente una cosa. Porto Raffaele chi è davvero de idere. Ora anche il Consiglio vuole dire la sua sull'arrivo del 41 bis. All'ordine del giorno 2 mozioni sul caso carceri. Domani si riunisce la conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale. All'ordine del giorno i temi della seduta prevista per statuto all'articolo 20 del primo giorno non festivo di febbraio. Già la conferenza dei capigruppo misurerà il livello di collaborazione istituzionale auspicato venerdì dallo stesso Presidente del Consiglio Comandini, dopo che il centrodestra ha lasciato i lavori d'aula al momento finale del voto sulla legge di stabilità. E come l'ordine del giorno resta su 41 bis. Ucraina, nessuna tregua, drone su un bus, 15 morti. E intanto Zelensky annuncia il prossimo incontro per la pace. E insomma, no, che non si termina mai. Ancora una volta la montagna ha partorito il topolino all'annuncio roboante di Donald Trump, che giovedì aveva ufficializzato una tregua in Ucraina di una settimana, concordata con Vladimir Putin a causa delle perduranti ondate di gelo. Hanno fatto seguito il comportamento piuttosto ambiguo del Cremlino. La prima reazione era stata quella di Dmitry Peskov, portavoce dello zar, affrettandosi a specificare che lo stop sarebbe durato solo fino a domenica e quindi non per 7 giorni. Sul campo però anche le 72 ore di quiete si sono rivelate un mezzo bluff. Se è vero che Mosca in questo breve arco temporale non ha attaccato le principali infrastrutture energetiche e ha evitato di rilanciare droni e missili su Kiev, è stato lo stesso Ministero della Difesa russo ad ammettere che gli attacchi contro l'Ucraina sono proseguiti, quantomeno quelli sugli hub dei trasporti e i magazzini di munizioni, e anche i civili, nonostante le promesse, hanno continuato a morire. 2 persone sono state uccise a Dnipro, colpite dai veicoli senza pilota,
che continuano a causare danni e vittime in tutte le regioni. Il fatto più grave si è registrato vicino a Pavlograd, nello stesso oblast di Dnipro. Un drone ha colpito un autobus di minatori di rientro dal lavoro, causando 15 morti e almeno 7 feriti. Trattative USA-Iran, Khamenei pronti a guerra regionale, Trump, nostre navi più grandi. Iran e Stati Uniti dietro le quinte stanno trattando e dall'esito di questi negoziati dipenderà se un attacco ci sarà o no. E questa è la sintesi di quanto filtrato da Donald Trump, mentre il mondo con il fiato sospeso attende di capire se gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran con le conseguenze che ne potrebbero derivare. Teheran sta negoziando seriamente con noi e spero che sia accettabile, ha detto il presidente USA parlando con i giornalisti sull'Air Force One, questo è l'aereo suo. La guida suprema, Ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato una minaccia: se gli americani attaccheranno ci sarà una guerra regionale. La replica di Trump è giunta poche ore dopo e lascia aperta ogni possibilità. Gli Stati Uniti hanno le navi più grandi e potenti del mondo in quella zona, molto vicine, a un paio di giorni di distanza, e speriamo di raggiungere un accordo. Oh, yeah. Fatto ossesso nella residenza reale, altre accuse al principe Andrea, le magiane del caso Epstein, alla BBC le rivelazioni di una donna sopravvissuta. Crans Montana, un altro decesso, sale a 41 il numero delle vittime, e così poverito il meschino. Strage di Capodanno, il Papa ai familiari, condivido il vostro dolore. Sale a 41 il numero delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans Montana. Si tratta di un 18enne elvetico che era ricoverato all'ospedale di Zurigo. Proprio ieri Papa Leone XIV ha inviato un messaggio ai familiari delle vittime in occasione della messa di Trigesimo in suffragio delle vittime dell'incendio a Crans Montana, tra cui 6 ragazzi italiani. Tancamos quest'ultima pagina, che Unione Sarda, la tregua di Putin fa 15 vittime, droni sui minatori e su un reparto maternità. Abu Dhabi slitta la corda. Trentini in TV, Trentini derucchiti prigionieri politici in Venezuela, mai botte ma tante torture psicologiche. Medici Senza Frontiere, mandati via da Gaza. Medici Senza Frontiere è un'associazione che anche ti spiedale in totue in un bel bisogno che la sono cazzane, canacchi non hanno fornito l'elenco adesso schipi travaglia. Medici Senza Frontiere non potrà più operare nella striscia di Gaza. La mancata presentazione degli elenchi del personale locale, un requisito applicabile a tutte le organizzazioni umanitarie che operano nella regione, ha spinto Israele a porre fine alle attività di Medici Senza Frontiere, che quindi dovrà lasciare il territorio entro il 28 febbraio. L'annuncio del ministro degli affari della diaspora e la lotta all'antisemitismo non lascia spazio di manovra all'ONG, già accusata precedentemente di avere 2 dipendenti che intrattenevano legami con i movimenti islamici palestinesi, Hamas e Jihad Islamica, circostanza che Medici Senza Frontiere nega in modo fermo. A stretto giro è arrivata la replica di Medici Senza Frontiere. Questo è un pretesto per ostacolare l'assistenza umanitaria. Le autorità israeliane stanno costringendo le organizzazioni umanitarie a una scelta impossibile tra esporre il personale a rischio o interrompere le cure mediche essenziali per persone in disperato bisogno. E che in questo tancamos ritenovasa e nos damos appuntamento torna a casa.
bene.